Bene amici bellini, visto che abbiamo aspettato la conferenza, fortunatamente è arrivata, anche se in serale, com'è là? Perché mo stiamo a più meno 5, quindi non è più meno 6, però dipende da quando ve lo guardate. Cominciamo. Allora amici bellini, c'è profumo di Champions, l'ha detto anche Spalletti, si sente già il profumo dello stadio pieno, la maglietta da titolare ai tifosi. Va bene, Tom C, benvenuto, Tom C potrebbe essere alla inglese, non lo so, però welcome Tom. Bene, ha parlato Amir, Rachmani, Luciano e Spalletti, 4 di loro hanno parlato. Amir molto sbrigativo, cioè sembra noi siamo pronti con una brava battaglia. E vi siete dimenticati like? O mi sono dimenticato io di chiederveli? Vai, ecco qua, sperando di giocare con questa maglia, ma oramai questo è. Allora, Adam Mir hanno chiesto tra K2 e Kim chi ha preferito, come si sente, eccetera, eccetera. Ovviamente lui dice tutte e due, però c'è un passaggio sfizioso che dice Rachmani, dice Kim è un po' più fortunato. Secondo me Rachmani è rimasto molto affezionato comunque a Kalidou. E dice un po' più fortunato perché è più facile per i difensori quando la squadra, quando va tutto bene, è più facile anche per i difensori. Quindi ci sta spiegando che Kim si è introdotto in un ambiente, in una situazione di squadra già ottima e quindi è più facile fare bella figura. La fase difensiva ovviamente ci ricorda che la fa tutta la squadra e non solo i difensori. Loro non hanno niente da perdere, è una partita trappola e loro hanno la mentalità per ribaltare. Abbiamo visto varie partite, siete più forti mentalmente, non siete fragili mentalmente. Rachmani ci dice che quando vinci è normale, che vincere aiuta a vincere, tu cominci a vincere e quindi ti ringalluzzisci e viene anche addirittura un po' di fortuna in più. E questo discorso della fortuna Spalletti ce lo dirà dopo, ed è stata inevitabile. Ho dovuto fare la thumbnail del video così perché era proprio inevitabile. La costruzione avviene, questo è interessante perché gli chiedono non solo la fase difensiva ma anche la fase di costruzione che parte dai difensori, e qua ci spiega che Spalletti è studioso della squadra avversaria e quindi è lui che indica quali sono gli eventuali punti deboli degli avversari e poi i giocatori fanno di conseguenza. Voi vi pensate che la palla arriva a Rachmani e lui decide adesso faccio un lancio? No, è tutto studiato. Quando Spalletti grida è perché ha ben chiaro quello che è il piano gara e se il Napoli non lo esegue e non lo esegue velocemente, Spalletti dice oh, allora che non ci si mai capì. È chiaro. Sei diventato anche un incubo per gli avversari. Sì, ho fatto 7 gol, ne potevo fare di più. Alcuni vengono da certi schemi, altri è semplicemente bravura del momento perché arriva la palla e devi impattare con tempistica. E poi la sentite che dovete fare la storia lo sentiamo, dobbiamo fare la storia della Champions. Dopodiché entra Spalletti. Si comincia con ESPN che chiede qual è il segreto di questa squadra ed essendo lui argentino dice Simeone, nel senso tanti titolari. ESPN dice è una squadra lunga e la rosa è folta. Noi però sappiamo che ci guardiamo tutte le partite che sì, Simeone sicuramente è stato impattante in alcune partite. Ricordiamo, io non posso mai dimenticare certo la Roma ma anche il Milan, quella rimarrà proprio nella storia, quel gol di Simeone. Però noi sappiamo che ci sono i titolarissimissimi che poi vengono anche sostituiti nei secondi tempi e Spalletti dice è il segreto di Pulcinella, per fare una grande squadra servono grandi calciatori, poi questi grandi calciatori se hanno anche l'umiltà, la disponibilità, si arriva a questo gruppo. Sentite la responsabilità di passare il turno? Sì. E qua ci dice è la prima finale. Allora vieni a me Luciano, lascia il like, ci troviamo. Allora vuol dire che non sono tutte finali. E io ti contesto pure, ti continuo a contestare Luciano, perché sì, sono d'accordo e qua mi piace chiamarla finale perché ci porta a un obiettivo, cioè questa partita se la vinci non porti a casa nessun trofeo, purtroppo non ti metti nessuna medaglia, le finali di solito ti portano a quello, però è un obiettivo storico perché il Napoli non è mai andato oltre e quindi passare il turno significa entrare nella storia del Napoli, quindi molto bene sotto il punto di vista della finale. C'è però una differenza importante, partiamo da 2 gol di vantaggio, questo però ve lo dico
dico io, questo lo sapete voi tifosi. Spalletti no, Spalletti farà finta, ha fatto finta in preparazione e farà finta in spogliatoio con i ragazzi che si parte da 0-0, 50-50, perché se fai i calcoli, e ce lo dirà dopo, non va bene, la linea è sottile, staccare la spina, fai il calcolo, stacchi la spina e succede il patatrac. E quindi la vorranno vivere proprio come una finale, senza nemmeno... Però noi lo sappiamo che se perdiamo questa finale 1-0, l'abbiamo vinta. Quindi il paragone è un po' peregrino, ma lo accettiamo. Non sono tutte finali, questa sì. Il gruppo alla pari con le altre grandi d'Europa, Ugolini per forza ci vuole far risultare favoriti in Champions League per la finale. Non è così che si ragiona, e Spalletti ce lo spiega bene. Sì, io conosco il mio gruppo, so che possiamo fare grandi cose, però quello che abbiamo fatto in passato, che ci siamo poi meritato questa classifica che abbiamo e questa stagione, comunque si parte da 0-0 quando si arriva in Champions e si affrontano le grandi d'Europa. Quindi quanto hai fatto in passato non ti serve, non te lo porti in campo. L'importante è sicuramente non pensare di sommare quanto di buono fatto, ma ritornare a farlo ogni volta. Però se noi non pensiamo all'Eintracht e pensiamo già alle altre grandi d'Europa, siamo presuntuosi, e quindi se siamo presuntuosi non va bene e si perde. Quindi non si fanno calcoli, perché 0-2, lo 0-2 facciamo conto che non ci sta, facciamo conto che non è successo niente, e si deve giocare come sempre. La maglia da titolare ce ne ho una in testa, e il pubblico, e vabbè, qua parole da brividi di Spalletti, le solite cose che vanno pure bene. Gli chiedono poi, però non c'è Colomuani, non è che voi poi sottovalutate, poi pensate così. No, non sottovalutiamo. Spalletti ovviamente è preparatissimo e dice: a Barcellona, perché ci ricorda la partita tra Barcellona e Eintracht l'anno scorso, non c'era Colomuani e hanno vinto lo stesso. Quindi si parte sempre da 50-50 per Spalletti, e fa bene a comunicare questo ai ragazzi in modo tale che entreranno e faranno partita seria. Dopodiché a Spalletti dobbiamo anche ricordare che sì, non c'era Colomuani, ma c'era Kostic, per dirne una, che segnò pure. Quindi attenzione, Kostic tiene un piede, babà, è veramente un'ala di altri tempi e tiene un cross incredibile. Quindi che cosa servirà? Cuore o cervello, o tutti e due? E Spalletti lì la risposta è da Oscar, perché dice servirà anche un po' di... ed è giusto che sia così. Qual è l'insidia che si trova domani? È il valore dell'avversario, quindi ci siamo, niente di nuovo sotto il sole, faranno qualcosa di diverso. Ecco, questa è l'unica cosa che Spalletti sa, perché non possono aspettarci e ripartire come hanno pensato di impostare poi l'andata, perché sono sotto. Allora vedi che lo 0-2 si considera, ma lo devono considerare loro, non noi. E poi gli si chiede di Meret, di Lozano, di Kim e Raspadori, e qua possiamo andare a fare un po' di ipotesi di formazione. Allora ragazzi, dice Spalletti che Raspadori non se lo porteranno in panchina, loro hanno sperato fino all'ultimo, ma gli esami fanno capire che forse è meglio di no, meglio non rischiare. Però su Meret, ecco, se Meret ha un dolore al polso, secondo me lo avrebbe detto Spalletti, dice no, è un dolore al polso, meglio non rischia. Il portiere che ha il dolore al polso vuol dire che l'ha recuperato chiaramente. Quindi io immagino Meret, se poi domani si sveglia, perché poi uno si sveglia, sente i dolori, quello sono io a una certa età. Però amici Gollini lo teniamo presente, perché in questo caso ci sta, e quindi ci sta. Beresischi, titolare di Lorenzo, che ha fatto l'appello ai tifosi. Ovviamente sì, gli si chiede dove sta la domanda sui tifosi. Ah, ecco, perché l'ho saltata. Dopo i presuntuosi, non dipende da noi. Ecco qua, no, qua è importante questa cosa, perché gli chiedono anche ovviamente del blocco dei tifosi, e Spalletti è precisissimo, preparatissimo, sapeva che questa domanda sarebbe arrivata, si prepara anche con gli appunti, dice guardate che questo che è successo, questo blocco, dipende da quanto è successo poi all'andata, dove i nostri tifosi poi non si sono trovati in sicurezza. Quindi noi ci dobbiamo fidare delle istituzioni quando si devono evitare delle cose, e soprattutto dice si è anche ironizzato, ma non dipende da noi, non dipende dal club, quindi io non ti posso dire niente. Attenzione, Lorenzo ha fatto il suo messaggio chiedendo di non cadere in provocazioni. Ovviamente sentiamo di notizie di tifosi probabilmente tedeschi che verranno lo stesso, anche se non saranno poi ammessi allo stadio e saranno in città. Speriamo di non sentire cose brutte, perché poi è chiaro, vieni a casa nostra, il pericolo che poi fanno dei tafferugli e creano degli scompigli non è il caso proprio. Quindi ci rimettiamo in mano alle istituzioni che dovranno stare allerta.
Quindi, ecco qua, il dubbio Kim. Qua ci mettiamo Amir. Io Kim lo metto titolare perché Spalletti preferirebbe mai privarsene, anche se non sta in grandissima forma. Ora noi sappiamo che il problemuccio, lui ha detto subito, no, gli ho detto subito di allenarsi, quindi secondo me ci sta. Io faccio un doppio ragionamento e per questo ci metto anche un Juan Jesus pronto a intervenire, perché Kim potrebbe avere un momento di riposo per recuperare questo fastidio che ci hanno fatto sapere che è un fastidio costante che si sta portando appresso. Inoltre ci ricordiamo, e non ce lo hanno ricordato i giornalisti, che Kim è diffidato, quindi lo vuoi perdere poi per la partita successiva, si resetta? E qua la domanda che voi mi controllate così, beh, se è diffidato è diffidato. Quindi l'idea, però se Kim sta bene io credo che giocherà, per come ha parlato Spalletti. E qua ci rimettiamo Mario Rui, che secondo me scalpita, e andiamo con Lobotka, andiamo con Anghissà in formato Champions, ce lo aspettiamo. E ci aspettiamo anche, può essere Zielinski e Elmas, non ha importanza. Ci parla anche di Lozano e dice che sta bene. Lozano qui, perché anche poi Politano è diffidato. E quindi qua ci mettiamo Kvara e Osimhen. Simeone può giocare, Simeone titolare? No, non credo proprio. Io credo che Napoli continuerà a giocare con i titolarissimi. Abbiamo Zielinski, ci mettiamo un Elmas che può andare al posto di Zielinski, può andare al posto di Lozano, può andare al posto di Anghissà, ma io credo che ci siamo così, e quindi un ritorno di Meret, un ritorno di Mario Rui, e giochiamo a pallone, perché veramente, e veramente questo è importantissimo, non è una partita così. Stiamo in vantaggio di 2 gol, ok. Si fa turnover? Assolutamente no. Non dobbiamo essere presuntuosi, non dobbiamo dare il segnale agli altri che sono in campo che è una partita semplice. Dai un segnale di fiducia a loro e poi entrano tutti ringalluzziti. Oh, ci sono le seconde linee, possiamo farci, che loro già sono partiti con questo atteggiamento, ce la possiamo fare, abbiamo recuperato partite più difficili. Tutti titolari dentro, cattivi, tosti, pigliamo il pallone, gli facciamo vedere quello che significa giocare contro il Napoli, con il tifo, con tutti i tifosi, con tutta la bolgia che ci deve essere al San Paolo Maradona, e facciamo questo, facciamo la storia, perché lo so che è chiaro che noi siamo concentrati che vogliamo vincere il campionato al più presto, ma in Champions facciamo la storia, perché io ve lo ricordo, questo giocatore qui, poi Lozano potrà essere sostituito, Zielinski potrà essere sostituito, perché sono giocatori che stanno con noi da più tempo, ma questo giocatore qui, questi giocatori che poi avranno le sirene, se vedono che il Napoli non va avanti in Champions e resta stagnante, avranno voglia di cambiare aria. Vincono quest'anno, possono rimanere un anno, per esempio Kvara potrebbe rimanere un altro anno perché può crescere ancora di più. Però poi questi qua hanno quel di più che dice io posso meritarmi anche di giocare in un Real Madrid, in un Manchester City, e giocarmi le mie chance, in un Bayern di Monaco, e giocarmi le mie chance di vincere la Champions League. Lo possono fare questo discorso perché sono attualmente dei top assoluti mondiali. Quindi il Napoli lo faccia e vada avanti in Champions League e dimostri a loro e anche quelli che possono venire in futuro che a Napoli si può anche vincere. Questa poi è la grande novità di quest'anno. A Napoli si cresce, a Napoli si fa bella figura, a Napoli si diventa uomini, però non si vinceva mai nulla. E invece no, quest'anno dobbiamo cambiare questo. A Napoli si può anche vincere. Vieni a Napoli e se sei forte vinci. Da New York i destini forti, e quello poi è quello, Spalletti. Da New York Valerio Fluido è tutto. Siamo pronti? Sì, io sono pronto. Voi siete pronti? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che bella, io me li fai. Sono Saveri al solito. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.